Allora, buonasera, benvenuti sei colonos. Usgnot purtroppo non vin disponibili il nostro presidente Federico Rossi, ha avuto un po' di tosse, un po' di malstato, dunque le cadi parzore che veglia su di noi, allora usporti il suo saluto de bande dall'Associazione Culturale Colonos. E usgnoti bin un argomento, secondo me, un evore importante che si collega un evore ben al tema di chi sta dalla rassegna di infile. Il tema saveis che dai pons cardinai e dunque usgnotit baiarin di un po' se mod che l'influenza di nord, sud, est, ovest ha avuto un'importanza tal concetto di Friul, tal definito da una forma al concetto di identità tense furlane dal punto di vista culturale, storico, linguistiche e letterari. I sin con due esperti dal settore, che sono due docenti dall'Università di Udin, Andrea Tilatti, che è medievista, è docente di metodi della ricerca storica e didattica della storia e di storia dal Friul. Al fa parte anche dal comitato di redazione di una schiera di rivisti come Quaderni di storia religiosa e tanti altri. È direttore delegato dalle biblioteche dall'Università di Udin e è anche presidente della Deputazione di Storia Patria del Friuli. Al discorso con lui Gabriele Zanello, docente di letterature furlane e di lingue linguistiche furlane sempre all'Università di Udin, collaboratore di ricerche dall'Istituto Pio Paschini per la storia della Glesi in Friul e autore di una serie di pubblicazioni e conferenze dall'ambito soprattutto dal plurilinguismo e dalla letteratura furlane. Ai gusti di città in particolare una edizione critica con traduzione e comment di I Travagli d'amore, una commedia plurilinguale dal 1600. E sono interessante un'ultima robe, Gabriele fa parte dalla giuria dal premio San Simon, che può indicare è il principale premio letterario in lingue furlane. Dunque, due esperti dal settore, io partirei un po' dal concetto, insomma, dal nostro Friuli, dalla nostra regione, che è un unicum, si vuole, a livello europeo, anche dal punto di vista linguistico, ad esempio, perché vi una regione, la Casita Bain, lenghi romansis, il furlan, il veneto e l'italiano, lenghi slavis, sulla parte orientale, come chi sa il sloven, e c'è magari qualche particolarità come il resiano, eccetera. E anche isole linguistiche tedesche come Savin, Sapada, Sauris e Timau, dunque podindisi che un'unicità, una veramente quasi centralità, là che i tre ceppi linguistici europei principali si concentrano in dometone regione. E anche dal punto di vista culturale e storico, vi veramente una situazione, un misclicciotto di popoli, di culture differenti. Allora io partirei un po' ricciapante il discorso dai pons cardinali e domanderei a Andrea Tilatti, i pons cardinali hanno avuto la stessa influenza tra di loro sulla storia del Friul o magari è stato più importante il nord piuttosto che il sud, perché mi viene un spunto che mi è venuto di un altro esperto del settore che è Gotthard Mitri, che è di qualche bande, che diceva che magari di soprallievat sono arrivati invasioni invece di sopragliamont sono arrivati magari liberazioni o così sono considerati. Dunque ti domandi, hanno la stessa importanza i pons cardinali dalla storia della nostra regione? Intanto grazie dell'invito e anche dal Sorelli che mi dice. Quindi non arrivi ad ora ti dà l'orologio, non sai troppo che fevelerai. Allora, le domande sono come che mi ha fatto come
ha un senso rispetto al momento in cui avevi infatti, no? E quindi è una domanda che viene dall'attualità e dalla condizione nostra che vivi in comune, no? E ha un senso perché rispunta o comunque deriva di una sensibilità che viene in comune. Sì, che dopo però la tipologia di risposte sulla prospettiva della storia, e allora li robi sa cambiare anche da un punto di vista di uno che per la storia la fa di mestiere come me, le risposte sa cambiare e avvengono modulate in maniera differente. Cerco di spiegare con quel che faccio normalmente dal mio lavoro. Non sai se chi ha qualche dunque da fare l'esame con me, non mi sa me, ma comunque il problema dalla storia è che è unica per aule storie sono al manco comprendere due concetti, no? Che sono di robe che sono succeduti, un concetto, la storia appunto, ma anche il modo di rispondere alle domande che si fanno sulle robe che sono succedute. Si dice sempre storia. Allora le robe che sono succedute, se non tornano a succedere più, sono giusti, perfetti, nessuno li può cambiare. Le domande se quindi il racconto della storia che si fa, se invece cambia continuamente a seconda appunto dai punti di partenza, dalle domande che fa in comune. E le domande si vengono fatte su che artisti che hai qui in mano, cioè sui documenti, su quel che viene per poter conoscere quel che è succeduto una volta. Allora, si indica là al processo, la storia non si insegna altre robe, non è che non si un repertorio di azioni pratiche che possiamo fare, però non si insegna a avere rispetto dalle diversità, avere rispetto dal passato, e soprattutto che non esiste nulla che non sia di storico. Cioè le robe che sono come non necessariamente erano anche prima, vuoi dire, compreso il Friuli, è il concetto che viene come nu di Friuli, è nato un momento, più o meno il preciso, prima non era, ok? E dopo ha cominciato a essi e magari a modificarsi. E se allora i chialini, i nostri passato così, capiamo che sia anche un più tolleranza, ma comunque quel che vuoi di contare stasera si arrivi in poco tempo a lei di dare un'idea, diciamo che è venuto sviluppandosi questo concetto di Friuli che per noi è familiare. E c'è che conta da questo concetto appunto i punti cardinali anche cioè le definizioni che vengono date. Probabilmente non sai se tutti un mattagno di altri a San cui era Tito Livio e che è stato il storico più famoso di Roma, anche perché è la versione ufficiale della storia di Roma. E Tito Livio è il primo disegno che ha una narrazione, non sconte anche di che bandis che non si sono stati come. E allo fas fevelant dal centro che era Roma per lui. E quindi quando fevele di che zone ski ali clame con un non che era Corinto a quel momento, cioè le Venezie. O meglio, la Venezia, no? Perché il non Friuli non esisteva il non Venezia. E la nomine che non quita il momento in cui sono venuti di là dalle Alpi da invasori, ossia i Galli Transalpini, come io chiamo, no? Che è stato il momento in cui appunto i Romani hanno deciso che era il caso di presidiare con continuità queste zone e di fondare una città che dopo è Aquile, no? Che storia chi la conosceis, pensi, l'hanno già contata e più di qualcuno. E comunque se vogliamo impostare appunto la domanda di partenza,
è una definizione territoriale che viene di un centro, che è Roma, e che ha un suo riferimento geografico verso una periferia che sta al di là dagli Alpi, ma che fa rientrare le Venezie tra un concetto che dopo per noi sarà familiare, che è l'Italia. E quindi in qualche misura noi abbiamo già comunque, sin più manco il centrale, ma abbiamo già un'idea, diciamo, collocata la geografia che queste regioni, diciamo che le collocava anche Livio dalla sua narrazione. Allora è un concetto che si chiamerà anche dopo, un concetto che si sviluppa dopo per motivazioni, per questioni amministrative all'interno anche dell'organizzazione romana e del spazio. No? Da quel punto di vista verresti di interchiare un concetto che è stato fabbricato dai geografi, no? Che differenziano due processi di definizione dei territori. Con un concetto di regionalizzazione la definizione che i territori si ottengono vengono qualificati dall'alto, ossia un processo che passa dall'alto verso il basso, che per ragioni amministrative si regionalizza, cioè si divide i territori in certi criteri e di solito per motivazioni politiche, amministrative, fiscali, eccetera. No? E dopo un altro processo, il regionalismo, che invece è un processo che viene dal basso, no? Ossia sono i territori che in qualche maniera si autodefiniscono per tante motivazioni, anche qui possono essere di carattere sociale, economico, culturale e via dicendo. No? Ecco, allora, che i due processi qui al Friuli sono tutti e due presenti. Sono presenti per i romans, che quando si arriva all'epoca di imperiale, di Augusto, divisi in Italia in 11 regioni, come lo sapevi forse, e la 10ª regione era la regione dalla Venezia e Istria, ma si chiamerà così dopo, circa 3 secoli dopo. La regione che ha come capitale Aquilee amministrative e comprendeva sia il Triveneto, come chiamiamo così, e appunto l'Istria, ma anche una parte della Slovenia, insomma una grande regione orientale dall'Italia. E con questa attrezzatura che si passa tutta l'antichità e si arriva anche al Medioevo. All'inizio del Medioevo, guardate sicuri conoscete anche Paolo Diacono, che è il storico dei Longobardi. Allora Paolo Diacono l'ha vissuto alla fine del regno dei Longobardi, anzi l'ha oltre la fine del regno dei Longobardi, insomma l'ha agito alla seconda metà del secolo VIII e hanno si lasciato queste grandi opere che è la storia dei Longobardi, no? E ha chiamato occasione anche per rivelare un po' dai poeti di Calvinive, quindi si va a civiltà e la chiave di Paolo Diacono non è la vera chiave di Paolo Diacono, comunque insomma è la tradizione che si dice il poeta di Calestà, ma comunque al favele anche di che zone qui e chi scomincina avvio di qualche roba interessante, perché Paolo Diacono quando descrive il momento in cui Alboino al decide di venire via di là che stavi, non la chiamava in Ungheria, ma loro la chiamavano in Pannonia con il nome romano, e venne verso l'Italia che confinava con l'Ungheria, no? Quindi bisogna stare attenti a capire qual era il confine per Alboino, non era sicuramente a Gurisse o dintorni, no? Allora, un po' più a est, un po' più in là, al dis appunto che all'entre la Venezia, che è la prima regione dall'Italia, e la Venezia, insomma, dopo descrive l'Italia, insomma, come una penisola circondata dagli Alpi, eccetera, ma che la risparmi, però al favele anche diciamo che i Longobardi si cominciano a fermare
in maniera di avere la possibilità di schiappare, se avevi anche se avessi inchiatato una resistenza più serie di che invece ha inchiatato. E allora dice che all'assin dai presidios in maniera di avere una strada per tornare in Davos all'era il caso. E il primo presidio che l'assin a Forum Iuli, cioè che noi chiamiamo Cividal, e riguardinsi che anche Paolo Diacono all'era originale di Forum Iuli, appunto. Ma che Paolo Diacono non sconte è che a Forum Iuli aveva lasciato uno dei migliori condottieros dai Langobars e di miglior fameis anche dalla gens Langobardorum, che così insomma a cominci a essi definisce foro iulienses, cioè i fameis di Longobards che stavano a Forum Iuli e si cominciano a caratterizzare anche in maniera territoriale. No? Allora, dicono che cominciano a avere il nome, no? Che Robischilli sapevi forse anche voi altri senza bisogno che tu si dicessi io, però vin il nome ma non vin il territorio, no? E vin un nome che si lee a un certo numero di persone, di famiglie, di Langobards che hanno come riferimento queste città, che è una città romana, insomma. Una città che tra l'altro cambia nome, diventa Civitas Austria, cioè Cividal. Quanta cambia nome? Cambia nome, mantiene sempre il nome, ma comunque cambia nome, ben chiamata Civitas Austria in età più o meno successive a Paolo Diacono. Paolo Diacono, se ricordi, al script alla seconda metà dall'ottavo secolo e al fevele, anche di robe che si è contato, di robe che erano succedute 200 anni prima. Quindi il progetto in Davos a 200 anni prima, il suo linguaggio, che è di 200 anni dopo, no? Per cui noi abbiamo queste illusioni ottiche, no? Che l'Alboino vede cominciato a chiamare foro iulienses, i Longobards, quando invece è Paolo Diacono che chiama così, ecco. Quindi voi dite, il nome comincia a manifestarsi dopo, ma Cividal comincia anche a cambiare nome, appunto a chiamarsi Civitas Austria. Quindi la città orientale, ma orientale rispetto a c'è? Rispetto alla capitale del regno che è Pavia. Okay? E quindi è la città più orientale, in una certa misura, è città, no? Ci voglio dire che il mondo romano che stava al di là, il mondo romano dalle città, se non esiste più, o al varà di tornare esisti, ma l'unica grande, o meglio, insomma, significativa città che resta, verso oriente, è alle Cividal, ma io semplifichi, no? Ma comunque, a proposito di Pons Cardinali, noi diciamo al limite dall'Italia. E al limite dall'Italia è appunto questa entità che comincia a definirsi come abitate dai foro iulienses. È una complicazione perché Aquilea non è sparita. Aquilea non è sparita e quindi esiste anche mo' questa entità che però non ha tanto un valore amministrativo, perché i Longobardi si interessava più che altri avere un esercito, avere una possibilità di controllare da un punto di vista militare i territori, ma Aquilea ha una dimensione di tradizione legata al mondo romano e quindi è la vecchia metropoli. Cividal non era la metropoli, era Aquilea, e ha di nuovo, diciamo proprio dall'epoca carolingia, cioè dal momento in cui
scomincia a avere il non cividale forum Iuli, scomincia di nuovo a avere un patriarca presente e quindi un vescovo che non è un vescovo come lui più che altri, ma è un vescovo che ha una dimensione territoriale più grande rispetto alla sua diocesi, cioè al controllo anche dai vescovi che chiamano suffraganeos, no? E quindi in Friuli anche queste peculiarità, un centri amministrativi, si vuole chiamarlo così per semplificare, per capirsi, e un centro religioso che dopo magari i patriarchi si stessi in Cividale per una questione di praticità e di vicinanze al duca o dopo al conte, eccetera, è un altro par di mani, però a qui lei hanno piato queste dimensioni anche simboliche di riferimento ecclesiastiche e territoriali. E dall'epoca di Carlo Magno, appunto, attorno a fuori queste questioni aquileiese. Che altri documenti che avevi voi di Fausiodi, è un documento del 111, Carlo Magno era ormai vecchio, ma era anche vivo, e Carlo Magno visto che questioni di tanti lontani, di Aquisgrana, no? Quindi sin visto che Robischi sono ai margini proprio dal suo territorio, no? Proprio da Oriente, tanto lontano. E però è una questione che interessa perché lui ha costituito un impero che è più piccolo ma anche più grande che il di Roma, no? E soprattutto è estenduto in tutta la parte della Germania, che è un po' un problema perché lei ha di confrontarsi con un concorrente nuovo che è Salisburgo. E allora lei dice ma la tradizione mi dice che i territori dalla Carantania, cioè fra l'Austria e la Slovenia, sono miei, appartengono alla mia giurisdizione. E il vescovo di Salisburgo invece dice sì, ma i papi mi hanno dato a me la missione di evangelizzare che sta là. E allora pone il problema a Carlo Magno decide, invece ridondo chiudoi. Comunque, è un po' salomonica, dice, io us do un altro confine, a nord della Drava è Salisburgo, a sud della Drava è Aquilea. Ecco, capisco, un altro, prima di confini fra Germania o popoli germanici e popoli latini, hai un'altra definizione territoriale, anche che qui, no? Grosso modo, insomma, certo, non si lì con i chilometri e con i metri a disi, ma è un momento cruciale che lì che si vince il non Friuli. Anzi, Foro Giuliesi, ma scominciano ad avere anche un territorio. No? E che il territorio Chia si preciserà dopo per una serie di avvenimenti che avvengono di Carlo Magno in poi, fin si vuole a quel documento che tutti conosciamo dal 1077, no? Che ha ritenuto il documento costitutivo dal potere temporale dei patriarchi di Aquilea e anche una motivazione festiva, no? Sul 3 di aprile. Allora su quel documento la data non è, quindi il 3 di aprile può essere anche il 4 o il 2. E comunque l'imperatore, anzi non era neanche imperatore, era il re di Germania, Enrico IV al patriarca, ai dà che il patriarca aveva già, non è che si inventi dalle robis, gnobis. Però disegna lo mette in regole, si vuole infebelare in maniera attualizzata, no? E soprattutto dà una definizione, dice che il territorio lì che viene esercitato i poderi pubblici e che il re al regale, ma non è un'investitura feudale, il re al regale al patriarca, adesso strani per noi regalare un diritto pubblico, però insomma, che volte si poteva,
Lì che il territorio lì che può esercitare i diritti pubblici è che dal Comitato del Friuli. Noi sappiamo bene che il Comitato del Friuli ormai era comprenduto grosso modo fra Livenza e l'Isonzo, no? E che definizione che io i parti alla fine come dire, aveva fuori di una serie di altri documenti che noi vim più o meno, che conosciamo più o meno, e che è un modo di chiamare il Friuli di bande di un tedesco, si vuole chiamare così, cioè di Gnouf vin una concessione che aveva di fuori e che aveva chialate rispetto a una dinamica che separa il nord, cioè il Regno di Germania, ma anche il Regno d'Italia, con il sud e quindi con gli istanzi che vengono invece un'altra volta di Roma, ma non è la Roma da imperatore, è la Roma dai papi. Vabbè. Comunque, il Friuli resta sempre nell'ambito italiano, resta sempre nell'ambito genericamente italiano, ma resta sempre in una situazione di no centralità rispetto comunque ad Uchiudoi, però è una situazione che non vuol dire emarginazione, ma vuol dire in qualche maniera frizione o integrazione, non è necessariamente che viene pensare a delle dinamiche necessariamente conflittuali, ripeto. Però in quel momento che io nu ormai sono sicuramente di fronte a un esito, no? Lì che i vari componenti di carattere soprattutto politico, perché la documentazione che viene è di carattere essenzialmente politico, hanno ormai definito che viene considerato Friuli e c'è che si può insomma immaginare che sarà anche dopo. Scusate, io ho conosciuto di avere mille riferimenti che però non potevi approfondire perché sennò avresti bisogno di tanti tempi. Io volevo finire però con quel che sarà l'inizio del discorso di Gabriele. Cioè ormai io insomma ho sentito chiaro dove post che secondo me sono sensibili, ma Gabriele si rivelerà di un altro documento che io gli accenni che altri si veisli, che è una descrizione del Friuli dalla fine dal 200 dall'inizio del 300 a seconda le datazioni che vengono fornite definite noi datate precisamente. Comunque all'inizio io non so se hai la versione che me dici all'inizio è stesso. Ah, tutto l'ho dato in latino? Ah, bravo, io lo uso in italiano, io sono più bravo io. Il Friuli è una regione provincia, appunto, no? A sé, distinta dalle altre regioni, province, nominate in precedenza, perché non parla la lingua latina, né la slava né la tedesca, ma possiede un suo idioma peculiare diverso da ogni idioma italiano. Allora io non voglio in di lungo, perché dopo spiegherà meglio Robis Gabriele. Us fa notare però che è un problema dai storici, cioè che il documento è tan bien lui, ma alla poca si fa con che tipologia di documenti di cui hai fatto uso prima, cioè chi si indevanta a una definizione di Friuli come regione che giustifica la propria individualità sulla base culturale, linguistica. È una regione che si fa vedere una lingua che noi né italiane, né latine, né slave, né tedesche. Si fa vedere una lingua a sé stante. Potresti dire che si diventa un regionalismo. Tutto che
di cui, tutte altre definizioni di cui io ho accennato prima sono regionalizzazioni, cioè sono provvedimenti di tipo sovrano e chiarti fonds, documenti di tipo amministrativo, si vuol dire anche legale, eccetera, che stabiliscono che il Friuli è che robe là e no che chi, no? Ecco, allora io volevo segnalare che differenze chi, cioè noi si davanti a un non e a un territorio, no? Però ha prospettive differenti di definizione sia dal non sia dal territorio. Prima politiche amministrative, militari, eccetera, perché li chiardi scrivini sono di che tipologie, con modi tipo culturale, si vuol dire, no? I riferimenti ai punti cardinali sono semplici però, sia che si ragioni sul piano dalla guerra o dalla politica, sia che si ragioni sul piano dalla cultura, e sono semplici che, no? Ripeto, contatto, integrazione, frizione, ma anche scambio, con che entità che sono state riguardate anche prima, ma è anche la dimensione geografica territoriale, no? Le Alpi sono sempre un ponte di passaggio e di definizione, anche se parions dal Medioevo avvalevano tanti più i flux che noi crinali dalle montagne, no? Ecco, perché che un confine non era mai una separazione, era sempre un momento di discussione, anche di baruffe, ma di integrazione, quindi un flum è anche una strada, miglior di una montagna, è anche una via di integrazione, è anche una via di transito, una via di scambio. Io non so se ho fatto più confusione che altri, ma pensavo di dire a manco che Robischi, a dire per fulano è più difficile che no a dire per italiano. E come lasci la patata cascotte a Gabriele. Bene, grazie Andrea Tilatti, sono ridotto per aver arrivato a concentrare secoli di storie in 20 minuti, mi sono che non è un'impresa di poco. Ecco, allora vi sento di un Friul cialat di Nord, dunque di Carlo Magno, vi sento di un Friul cialat di Soraglia Mont, dai Romance, e come spostare allora l'attenzione sul discorso dalla letteratura furlane, anche perché una riflessione che mi viene di fa è che purtroppo giustamente si studia a scuole tanto la letteratura italiana, però io penso che tanto di noi sanno domandi qualche opera di letteratura furlane siano un po' in difficoltà. Allora chiediamo aiuto a Gabriele Zanello che nos feveli un po' di queste influenze magari dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest e sul discorso letterario dalla nostra regione. Buonasera, grazie per avermi invitato, e io ho messo subito le mani in davanti. I suoi che avessi in mano e per solito mi coventi in parfà dalla squadra e la 6 ore di lezione. Ma us lasci là a cena, non state preoccuparsi. Non us dici loro, no scherzi naturalmente. E allora sì, è un po' come una patata cascote che tu mi hai lasciato, perché intanto è interessante anche il discorso che tu hai fatto sulla differenza fra questo test key e che tu hai chiacchierato prima, che sono dei documenti che hanno un carattere politico, ufficiale, storico. Io non sai mettuto nome dei testi letterari perché è interessante per cui si occupa di lingue, di culture, viene davanti anche a partire di documenti che non sono letterari, anche dai documenti di vite quotidiane a podin tirare fuori su c'è molto che la Int fevelava, c'è molto che la Int si esprimeva insomma dal passato. E
usiamo tutto volentieri per latin, che il testo qui perché è un latino non è facile, ma anche perché alle proprie biel vi diciamo che un osservatore esterno, un che veniva di fuori dal Friul, al chialave da queste descrizioni dal Friul la nostra regione. Teniamo presente che queste descrizioni si lasciate un codice dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, il Vaticano Palatino 965, dove sono anche altre descrizioni di altre regioni, ma che è una delle più lunghe, avonde ben definite, avonde precise. Allora parla tinchi al dis forum iulies provincia per sé distinta a balis provinciis prenominatis quia nec latinam linguam habet nec sclavicam neque teotonicam sed idioma proprium habet nulli italico idiomaticum simile. Allora è già la coscienza di una lingua che viene favelata da questi territori, una lingua che noi che latine. Teniamo presente che in passato non si aveva la coscienza che la lingua latina era cambiata dal tempo. Per un comandante la lingua latina era la grammatica sempre compagni di se stessa, che non aveva avuto un'evoluzione. Sempre là. E l'idea genetica dall'evoluzione delle lingue non era a quel momento lì, anche mo. E dunque il latino era un po' di riferimento, di confronto. Nec sclavicam, neque teotonicam. Quindi avin, come si praticherà dopo i ponti cardinali, avin l'est, avin il nord, avin l'ovest e sud, diciamo così. Dopo al giunte, plus tamen participat de lingua latina quamde qualcunque alia sibi propinqua. Allora, non è latin, ma insomma è la vonde d'ogni dal latin. Sì, la coscienza che è una lingua no disaresi in derivo una lingua romanza, una lingua neolatina che sforlano. Ma dopo dice anche un'altra robe, dici tornato in forum iuli e vin devant, convenerut interfuerunt da questa regione popoli ex omni lingua citramarina. Sono arrivati qui popoli di ogni lingua di cadal mar e del circo dicunt foriulienses, idioma ipsorum, sive volgare, ali quindi partecipare de omnibus linguis citramarinis. Allora, che il furlan al chiappe alc di tutte le lingue di cadal mar. Allora, che chi è un'idea che chi viene reclamata per una necessità, diciamo così, descrittive, ma che a partire dal 1500, anzi alla fine del 400, Marco Antonio Sabellico, si la chiaterà in time stories. La idea è che il furlan in qualche modo al partecipe di tante altre lingue che è difficile di capire, ma che i furlan sa capiscono di che gli altri, proprio per questo. Che è un'idea vonde diffonduta in di voi, ma riguarda un po' il francese, un'osservazione che noi facciamo a un livello proprio dal dut, fuori dal plan scientifico, la facevamo già in età medievale, già dall'età di Miez. E dopo, a partire di Marcantonio Sabellico, che è Rienzo Pellegrini, che la chiacchierà diciamo che queste idee si è panduta in diversi autori, parlati in latino, per italiano, e là in davanti. Invece, segnali, non un'altra roba che diceva come davanti, Andrea, allora i flums, not an las mons, chi al dis, a un certo punto, che dividitur quoque a marchia trivisina per fluvium magnum qui vocatur liguenzia. Allora, che la livencia sia di un biel flum, assim, da guardi duci, che sia di un fluvium magnum, di che si può anche un'indubità. Allora c'è di dire altrimenti, che con cale plen, insomma. Allora, fluvium magnum, che savinvoe diciamo così, trasportato, oggettivizzate, diciamo, l'idea è che il ponte lì, che il confine lì, ha le aldi importanti e in effetti questo lo riguardi anche un lavoro di space e lo osservi Francescato e Salim Benita che libri che partenza a spiezza l'anchiamo insuperati storia e lingua e società in Friuli dal 1977 e è una idea che torna di lunghi secoli di questo flum e
Allora, partirà insomma con questo discorso. È una formula un po' ambigua che dal furlan come lingue neolatine, ma in tutto caso la chiatinchi dentro. A chiatin anche queste idee dal furlan come un misclicciotto di elementi che vengono davanti di vari spopui, di diversi popui. E dal 400 Marcantonio Sabellico, canolere furlan, al tornerà ma che aveva stata sta in Friul, al tornerà a passù queste idee, anche se dopo queste sue idee diventerà un fatto di body corollari. Non è curiosità, noi altri di più. E questo, per quel che riguarda il furlan, che quando questo autore scrive, ormai è formato, con una in così autonomia, è un sistema linguistico per suo conto. E c'è il formato, non si può contarlo anche in 3 ore, siamo che si è formato il furlan, ma un segnale nome un aspetto un lavoro importante, che l'isolamento soprattutto culturale che il Friuli ha avuto fra quel 1077 che l'ha ricordato Andrea Comodevant e massime la seconda metà dal XIII secolo 1250-1251, ma è difficile tirare dalle linee dalla storia. Ecco, l'isolamento di quel momento lì è stato fondamentale perché tal furlan non arrivasse dalle innovazioni linguistiche che invece sono arrivate da che altri dialetti dall'Italia settentrionale. È come se una linea ideale, anzi una vera e propria un fascio di linee di isoglosse si disares per si fossero spostate verso nord e anchiappate il lombardo, anchiappate il piemonte, tutte una schiera di altri dialetti, ma non sono arrivate tal Friul, non sono arrivate dalle Valades Ladines, non sono arrivate per esempio dai Grisons in Svizzera, e che sta il motivo a manco in parte il fatto che queste 3 varietà hanno un'affinità fra di loro e queste affinità derivano di una conservazione di elementi che invece che altri dialetti dell'Italia settentrionale hanno perduto. Allora, la storia di quel caso qui ha avuto dei riflessi importanti anche sulla lingua, sul sviluppo della lingua, che hanno acchiappato una strada che invece di altre lingue e ha potuto cristallizzarsi lì. Dunque il Friul, dalla età di Miec, era intimamente plurilinguale, e non come perché il furlan aveva una sua differenziazione interna, ma anche perché come che noi insomma a Savin già dal VII secolo erano arrivati classi, si fermati a un certo punto sulle nostre colline salì, ma perché la classe dominante sicuramente afferrava più il tedesco che la lingua neolatina dalla popolazione rurale, dice in cui anche se di sicuro esiste qualcuno che conosceva tutte le lingue, se no altri per una questione di mediazione, ma una pluralità linguistica che ha a fa anche con la letteratura, perché le lingue letterarie di che volte, e dunque anche la lingua toscana, ma anche la lingua provenzale, per esempio, sono arrivate qui in Friuli. Dal 1269, quando muore il patriarca Gregori di Montelongo, aveva scritto per la sua morte un champlor in provenzale. Non è chiaro qui che lo vedi scritto, l'autore è sconosciuto, ma si discute anche molto se di stato un che aveva imparato il provenzale, st'anch'io se di stato qualche provenzale venuto in ca, o qualcuno che in tutto caso queste lingue letterarie la conosceva, ma che documento è scritto in provenzale, così come dal 1272, 3 anni dopo, quando muore Giovan di Cuccagne, che fra l'altro era in contatto con il patriarca, aveva scritto un plagne sempre provenzale. Tal prin casa si infortunasta che il di Gregorio di Montelungo perché Montelongo perché ha vendut questo champlor. Tal caso di Giovanni di Cuccagna si infortunasta perché ha vinto la prima strofe e non vince satres, ma vince la musica e dunque lo può anche ascoltare e cantare. E un'altra roba che volevi mettere in luce dalla pluralità diciamo così, linguistica dal Friuli medievale è questa. Lei, dalla entrata e dall'incontri di voi, ha scritto una roba interessante, il fatto che la lingua in qualche modo riflette la situazione
anche economiche, sociali, politiche di un determinato momento, di un determinato popolo. E qualche mese in daur, per una convigne che era su in Germania, soprattutto per un team di Covid, non ci sia su un fare a distanze, e avevo provato a lavorare sul lessic tecnic dei documenti medievali, non che letterari, ma che proprio pratics, che erano scritti per Furlan. Insomma, vi miars di documentazione scritte per Furlan, di quadernos di cons, e in particolare lavorando su 3 città, Cividat, Udin e Glemone. Alle un'evore biel vi ho dicemut che chiappanti il glossari, lì non ne vorrei gruessi il lavoro che l'ha fatto Federico Vicario per pubblicare tutte queste sfose, ma lavorando sul glossari di questi documenti pubblicati e selezionando non il lessic tecnico, non una certe categorie di paraules che più tecniche, insomma, più settoriali specifiche, non si rende conto che a Cividat il lessic tecnico ha una caratterizzazione più, che diciamo così, per riferirsi alle grandi aree economiche, più di terziari. A Udin anche più di agricolture, quindi rifletti un'economia più agricola. A Glemone invece è un'economia più artigianale o savinvodi di anche industriale, in qualche modo. Perché pensate, a Udin, cioè a Cividate, la Schiartes di Durì di Cividato, d'Orlico di Cividale, aveva un 37% di lessic che può essere dal terziari. A Udin aveva un quarto, il valore più alto fra tutte le 3 città, di lessic di agricolture, aveva parole che a Glemone non saltano fur per noi, e la tipologia di documenti è più manco che, Invece a Glemone aveva il 50% di lessic che la fa con l'artigianato o soprattutto con le edilizie o con la manifattura, con il lavoro dal fiar e via davanti. E dunque anche di questo si arriva a capire un po' che Udin, che volta dare un centro è fondamentalmente agricolo, che il grues dai materiali anche giravano attorno di Glemone e che Cividat, anche se plan plan che stava cedendo il passo a Udin, era anche però la capitale, diciamo così, amministrativa in qualche modo. Alle anche un altro aspetto che ci fa capire il plurilinguismo dal Friuli medievale e è una realtà, un lavoro particolare dove che pensi che il collega può dare intrattenuto parole, difatti mi vergogno anche un po' che fa davanti di lui, che dai battuti, la confraternita dai battuti, un fenomeno che alle partite in Italia dal 1260 con Raniero Fasani, i disciplinati o flagellanti, a Perugia dal 1260, ma secondo una cronaca di in che volte già dalla Sierada dal mese di novembre di Chelan all'era arrivata a Cividat. Una capacità di espansione, in di voi si dovrà resa la parola virale, cioè un'espansione virale di queste pratiche dai disciplinati o flagellanti, dai battuti. Allora, chialait i battuti, i loro statuti si scrivono per latino, cioè che il latino è la lingua che tu capisci immodificabile, clare, comunque se descrivi altro di restare, si lo scrive per latino. Acchiantin laudes in celenghe, toscovenite fondamentalmente, perché non è vero di spesso riconosce anche un font umbro, perché venivano di su, la portavano di su queste laudes, queste chians, ma le chiarte pratiche, iaz, sono scritte a manco per una buona età di tempo per Furlan, che è invece la lingua della comunicazione quotidiana. E chi usa tutto proprio il primo documento Furlan, fin dai cons, insomma, o in tutto caso un dai primi, se la corda al 1290 o liator, che è proprio una lista dai battuti di Cividat. E come non sto a leius duci non sur Caterina di Santa Clara, sur Pinosa di San Zorz, donna Francesca figlia di Ser Musat, Nicolao Favri, Martin figlia di Iacu di Gelian e via in davanti. Ma avevi voi di segnalaus su questo documento, in caso dalla fin dal Dusinte, che il lessic fondamentalmente alle che il latino, perché aveva parole come sur, figlia, chi non si sa anche mossa fosse pronunciato con una palatal figlia o se fosse già figlia, ma
favri, latin faber, pilizzar, mogli, mulier, latin che sta diventando insomma femmine nel senso di moglie, insomma. Mari, tesedò, che un evore probabilmente si leve tesedò, no tesedor, ecco, ma chialai tantie, Zuliana e Mattiussa sobrut. È una che chi è una ulteriore attestazione di une parole che però pensate un po' la chiatin già dal latin a cui lei è. Dalla epigrafe, un'epigrafe dal III secolo che è di Julia Sperata e con un significato insomma che non è proprio che il di brut, di nuora, del di divue, ma che dopo chiaramente al passerà con quel significato lì e si lucciate anche in altre favelle alpine se anche dal francese, ma chi la chiatin anche proprio, cioè la chiatin col significato di nuora, une parole germaniche, entrate dal latin ma entrate dalla e dopo sempre non di riunde germaniche che il Gisela chi per esempio Gisela disare sin di divue o Valtir anche quel chilo altri non di riunde germaniche. Sale in qualche documento anche più antico, qualche a chiatin un drume di nons di riunde germaniche, anche proprio di int dal popolo di riunde germaniche. Dopo sei mettuta anche, ma come a voi un po' più di corse, la prima liriche furlane, Piruz, Miodo, Oz, Inculurit, perché che anche lì in qualche modo avvin qualche cerce di queste pluralità. Anche semplicemente la parola street, a street, di street, è una parola che dà qualche fastidi ai filologi, insomma ai studiosi di lingua e ai critics, perché per esempio Longforth, che è stato un studioso forest che ha un dei primi che si è confrontato in maniera scientifica con questo test, ci rende risolvi anche il problema di questo piruz che non si sa bene che vuol dire, perché non è il piruz, o forse sì, è il piruz, ma non, ecco, è un gran fastidio che il piruz mi odoz. Chi su che street Longforth al pent per un prestito dal francese, come strif, o anche dal provenzale, dunque un gallicismo si dice street. Ma queste parole, questo gallicismo, al venire in ogni caso di una lingua germanica, longobardo o francone, dunque una parola germanica entrata tal francese e dopo di lì arrivata tal furlan. Frau, invece, il professor Giovanni Frau, al propente invece direttamente per un germanising, per una parola germanica che non è stata più adoperata dal furlan, tipo street come streit, dal DDV. Dopo anche quel asimpri, la parola simpri non la doprin, ma in queste forme particolari, che sintagme asimpri, da queste forme, Silvio Melani, che è stato uno degli ultimi che hanno studiato questo test, formulando anche un'ipotesi, un lavoro interessante, al dice che anche questo è un sintagme occitan, o dut caso occitanizzante. Pensate anche all'influsso che queste poesie che è riconosciuta della poesia in provenzale e ha potuto vedere anche sulle poesie furlane. Sale in un altro importante test poetico per furlan di queste epoche, Bielo Dumlo di Valò, anche lì aveva un apales che è un probabile gallicising, aveva un tresor che è differente dal tesaur dal DDV, noi in DDV diciamo tesaur per di tesoro, ma lì è che un tresor e anche quel un lavoro per me, anzi che la lì dal sicuro un gallicising. Dopo si è mettuto anche il Sirventes per la morte del patriarca Bertrand, anche qui hai un po' di sudizione a favellare perché un come Andrea che sul patriarca Bertrand ha lavorato un grun, ma che sta lì un po' daressimo clamarlo, un test propagandisti per tanti aspetti sulla figura dal patriarca Bertrand e un test propagandisti che è scritta che è misclicciotto di lingue con una fonde tosco-venite diciamo così, ma con dentro un grun di parole che può riconoscere come furlanes, anche se in realtà avendo sei un lavoro attento con Calein al nome di Cristo e di Santa Maria, perché sono diversi livelli
di lenghe che si incrosino da questo documento, avendo degli elementi latineggianti, diciamo così, come sancta, non levi in sancta, scrivevi in sancta, ma sicuramente la dicevi in santa, ma la lingua scritta si gambie più lentamente di che fevelade, e allora se per latino io scrivo sanctus, sancta, sanctum, perché in questo testo, anche se le partivano varessi, io scrivi Sancta Maria, e io allora scrivi con queste grafie latineggianti. Dopo vinda gli elementi genericamente settentrionali, con che scrive tutti, mare, gente, occider, lagremando, mantenerla, tutte queste paraole, se andai ricordando il nome qualchidune, a poter fa parte di un qualsiasi dai dialetti dell'Italia settentrionale. Avin dopo dagli elementi sicuramente toscani, potresti essere anche settentrionali, perché questa è un'innovazione che dalla Toscana è arrivata fin al nord Italia, a un certo punto, pien, una parola come pien, in Friuli non la può dare sinchiatà, perché il furlan conserva il nes latin dalla consonante più la L, plen, no pien. Ecco. E dopo qualche elemento che invece è chiaramente il furlan, perché quando dice tens in cortesia, a tens, stai mia tens e mia sinti, che tens, dove che dentro è contenuto un plural sigmatic, la furlan, plana, proprio per la conservazione della L, glesia, clamava, forse tanti grandi, ecco, sono tutte paraole che rivelano un'influenza dal furlan che test. L'ultimo test lo passiare, che ho sempre tutto, è un test che ormai è fur dalla ete di Miec, assim con Giovanni Battista Donato, che sa ancora un dei autori più grandi della letteratura furlana, che sale la di bande, come si sa di lei, la nuova edizione che ha preparato le da ora a stampare il professor Enzo Pellegrini, dopo di altri lavori, une vore bie che invece ha fatto Laura Nascimben su queste grandi raccolte di poesie e di proses di Giovanni Battista Donato. E queste ottave plurilinguali che tirate fuori proprio dalla tesi di Laura è un'ottave dove Giovanni Battista Donato al dopo vot lengues, ma sono vot lengues non perché in Friuli si favelava in vot lengues, ma perché ormai dal Cinquecento era venuta in davanti, diciamo così, una mode, prima si chiacchierava di che commedie pluridialettali, dal Seicento invece lì sono altre motivazioni, ma una mode di doprà diverse lingue dalla letteratura, perché? Ma fondamentalmente per una questione polemiche. Quindi dall'obbligo, quindi dalla imposizione di una lingua unica, pensate al 1525, le prose della volgarlingua di Pietro Bembo, si è dichiarato così e vonde. Nanchi e Dante, nome Petrarca e Boccaccio, Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa, le davanti che norme lì, tanti autori si attaccano a scrivi differenti. Ogni tanto si pensa che l'ete di Miec sia di l'ete oscure, che è ridotta monocromatica, invece il Rinascimento, la rinascita, è contrario. Perché il dogmatic è il Rinascimento, che impone, anche se dopo al Stichen che smulla fantasie, ma il Rinascimento imponi, come dalla letteratura, una lingua unica, anche se dopo attacchi a cridarsi un con che l'altro, perché non. E da queste ottave straordinarie, Furlan, c'è diavolo stai so a fa, Ser Mattius, veneziano, 9 parole da mandarmi a dire, Berghem, fatte un po' in sagro, a river, Tullius, latin, ad hoc vigilance sto sicutivir, spagnol, che chiera todos per vida del dus, toscan, figer il telo de sui alti desir. Pavan, sai uomo, presti ze pota degnan, ebraico, ai badanai, nostro che va a Melan. Allora, a lei è un lavoro interessante perché queste lingue in molti differenti erano lingue presenti dal teatro veneziano dal Cinquecento, ma che aveva detto che il plurilinguismo diventa un fatto di bravure letterarie, anche di esibizioni letterarie. E forse, ad esempio, ha Donato è arrivato di una commedia di Andrea Calmo, La Rodiana, ma altri diciamo così riferimenti con altri riferimenti si può dare un lavoro lontano anche con Rabelais, Gargantua e Pantagruel. Chiaramente la finalità è una finalità
burlesche, diciamo così, dunque di ridi, il contenuto è concentrato su questo versetto per Toscan e dopo per resta lì un gioco di parole, un gioco di sonors e un gioco per muovi, insomma, in maniere polemiche la curiosità di chi che ascoltavi. E che fatto però queste polemiche faranno anche la grande fortuna dal Furlan, perché in grazie di Chesno dal 500 tante avonde robe diciamo così, scritte per Furlan proprio in clav polemiche, quindi di un'imposizione di una lingua unica. Grazie. Grazie anche a Gabriele Zanello e grazie per averci fatti oggi troppi influenze che ha avuto il Furlan e la letteratura furlane di tanti bandis e grazie a chi studiò interventi mi viene di disi per passare un po' dal passato al presente se mod che l'identità tense di un territorio è fatta non è tutta ad un pezzo ma è fatta di tante contaminazioni e di tante influenze differenti se dunque questa è una considerazione secondo me importante in un mondo là che il confine a Voldisi insieme tanto imparare dal passato in modo che l'identità è formata appunto di tante contaminazioni differenti.